Visto l'accaduto di domenica scorsa in occasione dei festeggiamenti di San Calogero ad Agrigento, l'Associazione dei portatori di San Calogero prende le distanze, mette in risalto e afferma la nostra totale dissociazione dai comportamenti di alcuni dei componenti dell'associazione che oggi hanno immediatamente presentato le proprie dimissioni. L'associazione infatti dei portatori di San Calogero, unitamente al direttivo e ai numerosissimi iscritti, rappresenta da tantissimi anni un valido punto di riferimento sui momenti principali della festa più amata degli agrigentini. Un'antichissima festa che viene tramandata da generazione in generazione con fede e devozione, alla quale gli agrigentini per la prima volta a causa del Covid-19 hanno dovuto rinunciare. E infatti uno dei rappresentanti dell'associazione ha partecipato su delega all'incontro con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto, con la unanime decisione di sospendere le celebrazioni e le manifestazioni della festa del Santo Nero. In virtù di tale promessa, questa associazione intende dissociarsi pubblicamente dai fatti accaduti la domenica scorsa, 5 luglio, allorché alcuni tra i portatori responsabili, che successivamente si sono dimessi dalle rispettive cariche, hanno autonomamente preso parte al trasporto di una piccola statua del santo sulle spalle di alcuni bambini arrivati in santuario. Questo comportamento, suscitato dalla fortissima attrazione verso la piccola statua, non giustifica in alcun modo l'atto che calpesta le indicazioni ricevute durante l'incontro in prefettura, incontro e dialogo che l'associazione intende mantenere con le massime istituzioni per affrontare e pianificare nei dettagli le iniziative sulla festa di San Calogero. L'associazione informa inoltre che nessuno tra i portatori iscritti è autorizzato a indossare la casacca ufficiale per domenica prossima 12 luglio e a partecipare a manifestazioni non autorizzate che violino l'inosservanza delle decisioni assunte.